Bentrovati amici, oggi parliamo di animali, di benessere degli animali. Ha scosso molto le coscienze il caso di cronaca di una cagnolina di nome Timida legata su dei binari e uccisa in maniera veramente crudele. Un caso che ha sollevato tantissime polemiche, sul quale si sta ancora indagando. Ma oggi vogliamo parlare a tutto campo del benessere dei nostri animali e lo faremo con diversi ospiti. Intanto vi presento subito il dottor Giuseppe Rapisarda, che è un dirigente medico veterinario dell'ASP di Catania. Dottore, purtroppo soprattutto in estate è tristissimo il fenomeno degli abbandoni degli animali. Quali sono le normative e come si può arginare il fenomeno? Allora, ci tengo a precisare che da un'indagine statistica che abbiamo fatto nel nostro territorio noi abbiamo un flusso purtroppo costante quasi tutto l'anno, con un lieve incremento nel trimestre che va da aprile a giugno e poi quello lì giugno, luglio, agosto. Si parla che bene o male nella statistica fatta nel 2023 abbiamo avuto circa 2.700 abbandoni, parliamo ovviamente di cani, 2024-2008 e quest'anno ancora siamo sui 1.100, quindi purtroppo c'è un flusso costante di abbandoni, nasce soprattutto dal fatto della mancata applicazione del microchip. Vorrei ricordare che ci sono leggi, l'ultima è la legge 15-2022, ma partiamo dall'81, sono delle norme che obbligano la microchippatura degli animali entro i 2 mesi di vita. La microchippatura è un segno di civiltà ed educazione che permette sia la riduzione dell'abbandono degli animali, sia la possibilità da parte del proprietario di poter trovare e ritrovare il proprio animale, perché alcune volte si tratta di abbandono, alcune volte di allontanamenti, perché magari di smarrimento, o qualcuno che magari l'ha rubato. Si parla anche di incontro di furti e poi vengono rilasciati sul territorio. Esiste anche un fenomeno del furto con riscatto praticamente dell'animale, purtroppo si trova un pochettino di tutto. E alla luce di questo vi dico che l'obbligo nasce entro i 60 giorni di vita e più avanti sentiremo l'onorevole Brambilla. Esiste una norma attuale che dà una possibilità a tutti quelli che non hanno microchippato gli animali entro i 2 mesi di vita, perché ricordo chi microchippa successivamente con la norma attuale, cioè precedente, andava incontro a una sanzione di circa 300 euro. Con la nuova norma, quindi la 82 del 2025 della Brambilla, l'articolo 10 permette a chiunque si autodenuncia, quindi viene presso i nostri uffici piuttosto che vada a un veterinario libero professionista, di applicare il microchip senza essere sanzionato. Sì, appunto della legge Brambilla ne parleremo direttamente con l'onorevole, tra non molto si collegherà con noi. Intanto do il benvenuto a Rosa Maria Messina, che fa parte della Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente. Sono diverse le associazioni che proprio curano, hanno a cuore, diciamo, gli animali, per cui do il benvenuto a Rosa Maria. Qual è il vostro compito e soprattutto se vogliamo fare proprio un accenno all'ultimo caso di cronaca, ma non è purtroppo l'ultimo, tante volte la cronaca ci racconta di azioni spietate nei confronti di alcuni animali che invece potrebbero essere tranquillamente portati in un canile, ma so che il discorso è complesso. Prego, Rosa Maria Messina. Buonasera, io sono Francesca Grazio di Balzo Siracusa. Ah, Francesca, sì, Rosa Maria invece fra poco si collegherà pure con noi. Francesca, l'associazione Balzo è proprio quella che ha sollevato il caso della cagnetta Timida. A che punto siamo con le indagini? Allora, intanto io che la Leal, loro si stanno occupando del caso. Le indagini sono al momento la sentiamo male. Abbiamo avuto un testimone che ha testimoniato il nome della persona che l'ha ingaggiato per fare questa crudeltà, ma questa persona, diciamo, non è stata chiamata nemmeno a disciplinare o comunque a discolparsi se non c'entra niente con questa cosa. Diciamo che appena uscito il nome della persona si è fermato
Ma qual è invece il vostro impegno come associazione nel territorio? Ecco, vi prendete cura degli animali abbandonati, fate delle segnalazioni? Più che altro ci fanno delle segnalazioni. Vi fanno delle segnalazioni? In questo periodo cucciolate abbandonate ovunque. Ieri ad esempio una cucciolata di appena 2 giorni abbandonata dentro un scatolo nella zona industriale. Voi, ricordiamolo, siete a Siracusa. Sì, una volontaria di Augusta li ha presi dal Stato. Stiamo cercando di collaborare tutti, anche se qui le emergenze sono tutti i giorni. Sì, lo immagino. Francesca, purtroppo sì, l'audio è molto disturbato e lo sentiamo a tratti, spero si possa migliorare nel corso della nostra trasmissione. Dottore, continuiamo col nostro racconto, quindi dicevamo dell'importanza della microcippatura. Assolutamente. Ma questo è un periodo anche di grande caldo, quali sono le accortezze che bisogna tenere in considerazione per quanto riguarda cani, gatti? Sicuramente per i nostri amici a quattro zampe, soprattutto per i soggetti un po' sovrappeso o anziani o per determinate razze, bisogna stare molto attenti al caldo, perché spesso è frequente il colpo di calore, che è una patologia legata alle alte temperature, diciamo, della nostra latitudine, che può condurre a morte l'animale. Quindi è fondamentale per chi tiene un animale a casa di tenerlo in un posto ventilato, quindi se abbiamo un ventilatore piuttosto che un condizionatore a temperatura costante, e permettere le passeggiate o la mattina presto o la sera tardi e non fare lunghi percorsi, quindi evitiamo assolutamente dove possibile portarli sotto il sole, portarli al mare se non sono già che abituati, oppure soggetti giovani che non hanno patologie concomitanti. In questo caso se l'animale molte volte quando sta male come lo manifesta? Con un atteggiamento di tachipnea, cioè questo respirare rapido e veloce, addirittura con un rumore stertoroso. Questo quindi ci permette... ci fa capire che il cane ha caldo, si è disidratato possibilmente? Sì, e sta soffrendo perché lui, a differenza nostra che sudiamo, elimina il calore per conduzione e convezione, quindi si mette superfici fredde, controvento, oppure con questo atteggiamento di respiro rapido e veloce. In questo caso noi dobbiamo l'accortezza subito di mettere un luogo ventilato, utilizzare un ventilatore piuttosto che un condizionatore, bagnarlo con acqua a temperatura, quindi non utilizzare ghiaccio o acqua molto fredda, perché rischiamo di creare vasocostrizione e shock termico locale e quindi peggioriamo la sua situazione. Nei casi particolarmente gravi bisogna rivolgersi, mettere subito in opera queste piccole manualità e portarlo presso una clinica dove verranno fatte le cure specifiche. Se si vede che il cane persiste è la ancora patologia, in grande sofferenza. Stanno arrivando le prime domande per il dottore. A chi bisogna rivolgersi per chiedere la sterilizzazione dei gatti randaggi? Allora, la norma attuale, la legge 15/2022, prevede che ogni comune ha un ufficio diritti animali a cui si ci rivolge, si dichiara la presenza di questi animali randaggi, quindi viene censita la colonia, quindi con un sopralluogo da parte della polizia locale, e mediante sempre l'ufficio diritti animali si potrà accedere al servizio di sterilizzazione presso i nostri presidi. Noi ne abbiamo su 9 distretti, abbiamo 7 presidi per la sterilizzazione degli animali che funzionano tutti i giorni, tutto l'anno, quindi noi sterilizziamo circa dai 3 ai 4 mila tra cani e gatti l'anno, quindi siamo forse... Quindi questa è l'ASP di Catania ed è gratuito il servizio? Ed è gratuito ovviamente, tutti gli animali randaggi hanno diritto alla sterilizzazione, quindi ovviamente per essere certificato ci vuole la certificazione da parte della polizia locale, quindi dell'ufficio diritti animali, che procederà con un documento a segnalarcelo e noi daremo le prenotazioni per sterilizzarli. Bene, io direi di fermarci per la pubblicità, poi subito dopo continueremo il nostro discorso. A tra pochissimo. Eccoci, stiamo parlando del benessere dei nostri animali a quattro zampe, dei nostri amici. Abbiamo preso spunto dall'ultimo inquietante caso di cronaca di una cagnolina di nome Timida che è stata abbandonata, o meglio, è stata legata su dei binari e poi ovviamente è stata uccisa, ma questo solo per allontanarla da un luogo dove
portava fastidio a qualcuno, era una colonia sia felina che anche di cani. Ecco, in questi casi, dottore, anziché appunto, come dire, mettere in capo un in atto delle azioni così crudeli, cosa si può fare se c'è un branco di cani ecco, che possono dare fastidio? Come si può agire nella legalità? Allora, nella legalità bisogna segnalare l'inconveniente all'ufficio diritti animali che è presente per legge in ogni comune. Questo provvederà mediante, chiamando il servizio veterinario, ma mediante anche i propri operatori, a identificare il branco, verificare quindi che ci sia veramente un reale problema, perché molte volte dobbiamo distinguere tra un problema vero e chi dà fastidio al cane. Però questo ovviamente, se il cane è innocuo, non dà fastidio, non crea problemi, non fa branco, allora può restare ai sensi della norma attuale nel territorio. Qualora ci sia un problema invece reale, quindi di aggressioni piuttosto che di problematiche, perché il cane non può stare sempre dappertutto, ci sono dei luoghi, diciamo, tipo l'ospedale in cui magari non è proprio indicato, e allora in questo caso si provvederà o ad allontanarlo ponendolo in un altro luogo con un tutor sempre sul territorio, o nel caso di cani aggressivi possono essere mandati al rifugio sanitario, dove vengono tra virgolette rieducati, ripreparati per essere accolti dal territorio, o si cercherà una soluzione con un'adozione. Però ecco, non bisogna mai agire in queste maniere, perché certo. sono... Ma parliamo dei canili comunali, anche questa è una nota dolente, c'è un sovraffollamento, se qualcuno vuole adottare un cagnolino, insomma, si può fare facilmente? Noi, sì. Allora, è semplicissimo. Allora, noi abbiamo prevalentemente dei rifugi privati, quindi non sono proprio dei comuni, ma sono di imprenditori privati che hanno delle convenzioni col comune. C'è un obbligo di legge, perché il canile ha una premialità cosiddetta quando fai gli appalti, cioè più ha la capacità di far adottare, più lo rende vivibile, quindi c'è un posto in cui possono andare le persone, i bambini, giocare con i cani, conoscere, mettere a contatto, quindi il rapporto uomo-animale, in cui l'animale poi ovviamente si nasce un legame e quindi possa nascere l'adozione. Tutti i canili hanno delle giornate, anzi quasi tutte le giornate dedicate, con almeno 2 o 3 ore al giorno, dedicate a far conoscere, mettere in contatto l'uomo col cane, quindi che cercherà una casa. Certo. Abbiamo una condizione, ovviamente, la risposta è sì, abbiamo una condizione di sovraffollamento, e quindi invitiamo tutti quanti a far adottare gli animali. Addirittura alcuni comuni hanno messo in opera delle direttive per cui se adotti un cane hai uno sgravio sulle tasse comunali. Ovviamente questo da comune a comune, quindi non è uguale per tutti. Capire, esatto. Come parlare con un proprio comune o col canile di referenza. Ecco, ci scrive qualcuno: sono la tutor di una colonia felina legalmente riconosciuta in provincia di Catania, all'interno del condominio in cui abito. I gatti sono sterilizzati e curati quotidianamente, ma alcuni vicini si lamentano della loro presenza e vogliono discutere la questione in assemblea condominiale. Possono realmente prendere decisioni vincolanti contro la colonia o limitarne la presenza? Allora, purché il tutor mantiene quelle che sono le condizioni basilari igienico-sanitarie e di rispetto, diciamo, dell'alimentazione, quindi le ciotole del cibo e dell'acqua non devono essere posti nei passaggi comuni, diciamo, ai condomini. Ci vuole rispetto, diciamo, ci vuole rispetto, sì, e che non creino problemi, assolutamente no. Cioè, la legge 15/2022 tutela le colonie feline o il singolo gatto, quindi non può essere spostato se non previo parere del comune e supervisione da parte dell'ASP, quindi il nostro ufficio. Però ovviamente il tutor ha degli obblighi, che è il rispetto quindi della vita comune, quindi in questo caso deve far sì che non ci siano ciotole sparse in giro per il condominio, che le ciotole vengano lavate e pulite e siano presenti ovviamente quelle dell'acqua tutta la giornata, ma quelle del cibo in particolari momenti della giornata, in modo tale che non rimangano ciotole imbrattate da cibo che possono essere oggetto di richiamo di altri roditori piuttosto che di insetti. Quindi il condominio, diciamo, potrebbe deliberare solo o dare delle indicazioni. Cioè non può obbligare a spostare la colonia, però ovviamente la signora ha degli obblighi nei confronti del condominio, ma del quieto vivere comune, fosse anche il vicino di casa. Certo. Beh, io vi ricordo il nostro numero di telefono, che è il 342 74 55 005. Se avete delle domande che volete rivolgere al dottor Rapisarda, siamo qui proprio per rispondere ad ogni vostra domanda o curiosità.
Qualcuno ci dice posso fare così, rivolgete proprio qui con un messaggino delle domande, ma io tornerei a Francesca Grazzo dell'Associazione Balzò. Qual è la situazione nel vostro territorio? Allora, nel nostro territorio si sente? Sì, sì, è un po' disturbato, però va bene, dai. Allora, in questo momento siamo pieni di abbandoni, i canili sono pieni e quindi non prende cani, soprattutto cuccioli, e quindi noi associazioni e volontari cerchiamo di sopperire a questa mancanza e quindi cerchiamo di occuparcene noi, pagando anche degli stalli privati pur di metterli per strada, e dopo la vaccinale li facciamo adottare. Certo, quindi avete il supporto dell'ASP di Siracusa? Sì, per quanto riguarda il vaccino, la microchippatura e la sterilizzazione. Anche se in questo momento diciamo che il medico che opera è rimasto da solo, poiché il medico che lo affiancava è andato in pensione, quindi poverino praticamente si è accollato lui tutte le giornate di sterilizzazione e dovrò vedere ad affiancargli il medico, perché altrimenti così andiamo a rilento nelle sterilizzazioni. Ci scrive Rosa Maria Messina che ho invitato in trasmissione, sta avendo delle difficoltà a collegarsi, della Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente, e quindi sta intervenendo con dei messaggi e dice ci sono dei cuccioli che non possono essere portati in canile perché il comune non ha i soldi per pagare tutte queste emergenze. Ci chiedono di lasciarli per strada, ma la nostra sensibilità ce lo vieta e quindi abbiamo cuccioli stipati in tutti i vari stalli privati. Questa è una situazione veramente insostenibile in una regione come la Sicilia e tutto ciò è il frutto di una politica sbagliata e assente sulla sterilizzazione in territorio. Da noi sterilizzare 3 cani al mese, insomma loro sterilizzano 3 cani al mese e stiamo parlando del territorio di Carlentini, quindi siamo in quella zona lì. Siracusa. È sempre Siracusa, esatto, è sempre quello il territorio. Una volta al mese. Quindi da voi ad Augusta una volta al mese, quindi ci sono dei purtroppo l'organizzazione di ogni azienda è a sé stante. Da noi abbiamo un'organizzazione fatta in modo tale da poter ottemperare, almeno nella sede centrale, su 7 giorni, 5 giorni operiamo. Sulle sedi periferiche si vengono garantite almeno dalle 1 a 2 giornate a settimana, non la tralasciando mai. Purtroppo il personale in dotazione ad ogni azienda è diverso, è legato al budget, è legato, quindi non posso parlare per altre aziende. Però l'ASP di Catania da questo punto di vista stiamo vedendo che è in avanti rispetto sì, ad altre realtà, ad altre province. Sì. Ma torniamo alla legge Brambilla, cosa prevede esattamente? L'onorevole sta avendo un problema, quindi sta trovando delle difficoltà e quindi sicuramente c'è un la inasprimento di quelle che è la normativa precedente, quindi parliamo del 727 e 544, quindi affronta aumentando quindi le pene sia dal punto di vista della detenzione quanto dell'aspetto pecuniario. Questo dà delle indicazioni precise sul cane a catena, dove precedentemente c'era una situazione un po' borderline in cui il cane a catena poteva essere tenuto, sì, ma se era scorsoio adesso c'è il divieto, tranne che per brevi e limitati periodi e se c'è un'indicazione specifica, caso contrario non si può più tenere. Quindi dal mio punto di vista, comunque dal punto di vista penso di chiunque ha una sensibilità nei confronti degli animali, sicuramente dà un valore in più a quello che sono l'aspetto legislativo di tipo sanzionatorio e repressivo nei confronti di chi agisce male contro gli animali.
Sicuramente dico, anche per l'abbandono con la sospensione diciamo, della patente, perché se quel reato viene aumentato di un terzo della sua sanzione o della... Ma abbiamo l'onorevole Brambilla perfetto, e quindi sicuramente potrà approfondire ancora meglio la legge che porta proprio il suo nome. Lo ricordiamo, l'onorevole Brambilla è il presidente dell'intergruppo parlamentare dei diritti degli animali ed è anche presidente della LEIDA, la Lega Italiana della Difesa Animali e Ambiente. Ben trovata, grazie per questo suo collegamento. E allora abbiamo pochi minuti, però sicuramente ci dirà quali sono le novità che sono state introdotte con questa legge, proprio dal 1° luglio, quindi è una legge recentissima. Sì. Assolutamente sì. Intanto occorre precisare che si tratta di una riforma che l'Italia attendeva da circa 25 anni, perché questo è più o meno il tempo che tutti noi chiedevamo di adeguare le normative alla mutata sensibilità, e io devo dire sono alla mia 4ª legislatura e sono sicuramente 4 legislature che porto avanti questo testo, tra 1000 difficoltà, perché guardi, ci tengo a dirlo, queste sono battaglie di civiltà, avrebbero dovuto vedere unito tutto l'arco parlamentare, invece le opposizioni mi hanno dato battaglia in maniera inspiegabile, no? Non si può sulla tutela degli animali e dell'ambiente pensare di fare politica, almeno io non la penso così, ecco. Dopodiché ci siamo riusciti e quindi finalmente gli animali oggi diventano il soggetto giuridico tutelato in via diretta dalla legge, che al titolo nono bis da un tempo recitava delitti contro il sentimento per gli animali, ovvero tu fai del male a Timida, se Timida avesse un proprietario, tu venivi punito per quello che era il dolore che generavi, insomma, o comunque il problema che creavi nel suo proprietario. Oggi è assolutamente irrilevante che un animale, e dico un animale perché vale per tutti gli animali, non solo per i cani e i gatti, è assolutamente irrilevante che un animale abbia o non abbia un proprietario o qualcuno che lo ama e che si preoccupa per lui. Se fai del male a un animale, questo viene tutelato in maniera diretta dalla legge. Punto. Una legge che finalmente rende giustizia agli animali, perché abbiamo inasprito le pene in maniera importante, molto importante, per cui abbiamo introdotto peraltro anche nuove... Non la sento Adelaide, lei, non so se mi sente lei. Sì, io la sento benissimo, dico, se vogliamo proprio dirle queste pene così... Appunto, anche perché io vi ringrazio perché la vostra è un'emittente seguita e quindi mi aiutate a precisare, a spiegare a tutti quelle che sono le nuove previsioni. Intanto partiamo dal maltrattamento. Il maltrattamento, laddove non vi è la morte dell'animale, è oggi una condotta perseguibile con una previsione di reclusione fino a 2 anni ed una multa sempre abbinata, quindi non più alternativa ma sempre abbinata, che arriva a 30.000 euro. Poi se il fatto viene filmato e diffuso in rete oppure commesso davanti a minori, queste pene aumentano di 1/3. Questa è un'aggravante generica che vale anche per l'uccisione di animali che arrivano in casi più gravi a prevedere 4 anni di reclusione e fino a 60.000 euro di multa sempre abbinata. E voi capite che con 4 anni di carcere, e magari anche le aggravanti generiche che aumentano questa pena detentiva, le porte della galera si chiudono, no? Anche se fai il patteggiamento, la pena sospesa e tutto, ma non ce la fai più a farla franca. È per questo che io dico via l'impunità. E poi velocissimamente interessa anche alla Sicilia quante corse clandestine di cavalli e spettacoli non autorizzati. Anche qui una previsione di reclusione di 2 anni e una multa sempre abbinata che arriva a 30.000 euro, ma se ci sono scommesse in conseguenza di questo spettacolo
aumenta ulteriormente la previsione, e i combattimenti tra animali, un'altra realtà in mano alla criminalità organizzata, vedono oggi 4 anni di reclusione e fino a 160.000 euro di multa per chi li organizza, sempre abbinata. Ma abbiamo anche creato il reato per chi partecipa, per chi assiste, per gli spettatori, semplici spettatori, fino a 2 anni di carcere, e anche in questo caso una multa sempre abbinata che arriva a 30.000 euro. E aggiungo che per chi è dedito ai combattimenti tra cani e al traffico di cuccioli dall'est, che sono attività notoriamente in mano alla criminalità organizzata, andiamo ad applicare le misure previste dal codice antimafia sul patrimonio e sulla persona e la sua libertà. Velocemente altre 2 delle tante norme previste, ma che possono interessare i nostri telespettatori. Intanto i divieto di tenere il cane alla catena, finalmente dappertutto in tutta Italia. Chi contravviene questo divieto rischia fino a 5.000 euro di sanzione ogni volta che lo contravverrà. E poi naturalmente ha aumentato anche la pena per l'uccisione di specie protette, per la distruzione di habitat, anche il traffico di cuccioli dall'est di cui dicevamo, e l'abbandono. Concludo con questo tema che voi ben avete analizzato sino ad ora, ed è importante perché questo è un brutto momento anche per gli abbandoni. Arriviamo ora a 10.000 euro di multa, un arresto fino ad 1 anno, una sospensione di patente, come si diceva, se l'abbandono avviene in strada e si chiaramente accerta che è conducente a dare luogo a questo abbandono. E importante poi, se l'abbandono in strada genera un incidente, magari con feriti e ahimè morti, scattano le pene dell'omicidio colposo stradale, cioè arriviamo a 7 anni di carcere, per intenderci. Tutto questo per dirvi che sono molto orgogliosa che questa legge porti il mio nome. Con la legge Brambilla è finita l'impunità, questo io vi posso garantire che sarà, ma è importante denunciare, perché sono tutti ora reati procedibili d'ufficio. Anche l'uccisione di animali altrui prima era procedibile per querela di parte, oggi è procedibile d'ufficio. Anche l'uccisione di un solo bovino, di un solo equide, fa scattare fino a 4 anni di carcere. Ma è importante che le forze dell'ordine ne vengano a conoscenza, perché, e voglio ripeterlo per essere ancora più chiaro, oggi le forze dell'ordine, nel momento in cui vengono a conoscenza di uno di questi crimini, di uno di questi delitti, sono tenute ad intervenire immediatamente, ma perché loro siano messi a conoscenza, o ovviamente beccano in flagranza di reato il delinquente, o serve che i cittadini siano sentinelle, quindi segnalino, chiamino le forze dell'ordine, magari accompagnino tutto da una foto o da un video se l'hanno realizzato, ecco, e segnalino in maniera dettagliata, così che le forze dell'ordine possano intervenire. Grazie onorevole, è chiarissimo il discorso. Quindi abbiamo anche compreso come siano perseguibili non solo le persone che agiscono in questo modo nei confronti degli animali e quindi attuano dei maltrattamenti, ma anche chi assiste a certe manifestazioni, quali appunto combattimenti o corse clandestine di cavalli, e poi un inasprimento di pena anche per chi invece addirittura diffonde e quindi un po' si bea, fra virgolette, di certe malefatte. Ringrazio moltissimo l'onorevole Brambilla, ringrazio anche Francesca Grasso dell'associazione Balzò, grazie anche al dottor Giuseppe Rapisarda, dirigente medico veterinario dell'ASP di Catania, che ci ha dato comunque delle buone notizie per quanto riguarda il territorio di Catania. Insomma, è facile fare le microcippature. Abbiamo anche detto, lo ricordiamo, che se non si è fatta la microcippatura entro i 60 giorni lo si può fare. Grazie alla legge Brambilla, senza incorrere in sanzioni. Autodenunciare e non si incorre in sanzioni, mentre se precedentemente si incorreva in una sanzione importante. Quindi attenzione carissimi telespettatori, vi diamo quest'ultima notizia. Posso dire l'ultima cosa? Sì. Noi abbiamo un sito, quello del Servizio Igiene Urbana Veterinaria, dove esiste la prenotazione online, quindi qualsiasi informazione
informazione è contenuta all'interno del nostro sito, quindi per qualsiasi problema, prenotazione di microchippatura, sterilizzazione, noi siamo a disposizione. Benissimo, benissimo, quindi con queste ultime notizie positive chiudo qui questa trasmissione, grazie alla regia, grazie anche a voi che ci avete seguito fin qui, alla prossima.